Buongiorno, mezzogiorno in punto, sempre in diretta con Focus TG. Partiamo da una tragedia e vediamo il titolo di prima pagina del Gazzettino. Mattia Sella, malore fatale alla gara di corsa, arriva al traguardo a Thiene e si accascia a terra. Il 35enne muore sotto gli occhi degli amici e per noi a Thiene c'è Luisa Bertini. Sentiamo. Dramma ieri sera a Thiene a seguito di una gara podistica in cui un 35enne del posto, dopo aver appunto corso la gara, ha perso la vita. Siamo in compagnia con il sindaco Gian Antonio Michelusi che ci spiega cosa è successo. Sì, è un ragazzo fra l'altro straordinario. Mattia è un ragazzo che conoscevo perché abitava proprio nel quartiere della Conca, che è fra l'altro il quartiere più popoloso di Thiene con 5.700 abitanti. Un ragazzo educato, rispettoso, di grandi qualità. A fine corsa, a fine gara si è appoggiato a una transenna ed è caduto a terra. Subito si è capito che la cosa era alquanto grave, ma sono intervenuti immediatamente i soccorsi, fra l'altro presenti in loco con la Croce Rossa, con medici anche, quindi si sono attivati immediatamente per la rianimazione che è durata circa 40 minuti. Nel frattempo è arrivato anche il 118 con mi pare 2 ambulanze, ma non si è riusciti a salvare il ragazzo. Lei mi diceva è una delle gare podistiche che si svolgono un po' in tutti i quartieri, quindi voi siete abituati, diciamo, a questo sistema e a questo tipo di organizzazione. Oggi ovviamente c'è il lutto e la città si stringe alla famiglia. Sì, noi abbiamo iniziato ancora nel 2012 con il CAT, il Corri a Thiene, quindi un po' tutti si sono adoperati, un po' tutti i quartieri si sono adoperati nell'organizzazione di una gara podistica all'interno della propria sagra. Proprio il 24 giugno, durante la sagra di San Giovanni, c'era un'altra gara podistica che ha avuto grandi risultati. Non è successo assolutamente nulla, come non è successo nulla da tanti anni sostanzialmente. Ecco, un pensiero rivolto alla famiglia. Conosco la famiglia, conosco un po' tutti, quindi difficile fare una dichiarazione in tal senso. Io sono vicinissimo alla famiglia che spero di andare a trovare quanto prima ed è un dramma immane perdere un ragazzo di questa età, di 35 anni, in una maniera così tragica. Grazie a Luisa Bertini e all'operatore Simone Squarcina. In regia oggi ci sono Francesca Pezzo e Edoardo Paris e andiamo avanti con la cronaca. Si è temuto il peggio ieri sera a Santa Giustina, dove poco dopo le 18:30 un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo dal campo di volo della frazione di Fanta. A bordo un 85enne del posto che fortunatamente è rimasto lievemente ferito. L'anziano, appassionato di volo, è stato soccorso dai sanitari e trasportato a San Martino di Belluno con un codice di ingresso di media gravità. Secondo le prime testimonianze il velivolo avrebbe perso quota finendo sulla strada sottostante sotto gli sguardi increduli e impotenti dei passanti. L'allarme ha fatto arrivare in zona i vigili del fuoco di Belluno che hanno estratto l'85enne dall'abitacolo dell'ultraleggero e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto sono arrivati immediatamente sul posto. Un grave incidente questa mattina lungo la provinciale 37 a Porto Viro, all'altezza della frazione di Cappellino, scontro frontale tra 2 auto, entrambe finite nel fossato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i 2 automobilisti rimasti bloccati tra le lamiere dei mezzi. Si tratta di una 48enne e di un 63enne. Entrambi sono stati stabilizzati dal personale sanitario del SUEM 118. La donna è stata elitrasportata d'urgenza in ospedale a Rovigo. Trasferito in ambulanza l'uomo. Sul posto anche gli uomini dell'Arma per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E uno scontro ancora, uno scontro tra un'auto e una moto ieri pomeriggio a Tre Baseleghe. Le immagini che vi mostriamo
sono state girate da un nostro telespettatore che ringraziamo. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 34 anni, finito dentro il fossato a bordo della sua moto dopo essersi scontrato con un SUV. Sul posto anche in questo caso l'elicottero del SUAM che ha portato il Centauro all'ospedale di Padova. L'uomo era cosciente sull'incidente, stanno indagando i carabinieri. E veniamo alla violenza, è una tragedia sfiorata ad Albarella dove un sedicenne ha accoltellato un 27enne dopo una violenta lite. Il sindaco di Rosolina-Mare ha detto che sono fenomeni che ovviamente stanno preoccupando anche queste località che fino a qualche anno fa erano assolutamente tranquille. Ragazzini armati di coltello ad Albarella, solo i pochi giorni dalla tragedia di Rovigo, l'ennesimo episodio violento che poteva avere un risvolto drammatico. Nei pressi del centro sportivo è scoppiata una feroce lite tra un sedicenne e un uomo di 27 anni. In un attimo il diverbio è degenerato ed il minorenne è estratto un coltellino e senza esitare ha colpito il rivale. Scongiurata la tragedia grazie all'arrivo degli uomini della sicurezza che hanno bloccato il sedicenne e poi l'arrivo dei carabinieri per le indagini. Il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato, le sue condizioni non sono preoccupanti. Grave invece questo fenomeno sociale, lo ribadisce anche il sindaco di Rosolina-Mare. È un segnale sociale comunque che ci deve far riflettere, soprattutto capire anche le nuove generazioni, cioè fare anche una sana educazione che sicuramente parte dalla famiglia. Cioè non è che uno tira fuori un coltello così con facilità. Solo qualche giorno fa si è consumata la tragedia nel cuore di Rovigo, ora diventata zona rossa. Una rissa fra due gruppi, da una parte di giovani tunisini, dall'altra pakistani. Ad avere la peggio Amine Gara, 23 anni, tunisino, colpito con un coccio di bottiglia e morto poco dopo. Per questo sono state fermate 5 persone. Intanto Rovigo rimarrà blindata fino ad ottobre, poi verrà presa la decisione se prorogare la zona rossa oppure no. In queste ore intanto si è svolto un altro vertice in prefettura a Rovigo con la presenza di vari sindaci. Sul piatto anche il tema della sicurezza. È una tematica costante, con la prefettura siamo tutti in contatto come amministratori, il prefetto ci sta dando anche una mano forte con riunioni, con la gestione anche dei singoli eventi che magari possono attrarre anche tanto pubblico, di conseguenza anche la possibilità insomma, che ci siano anche queste risse, però ecco, c'è un coordinamento costante importantissimo che la prefettura e con tutto il tavolo della sicurezza provinciale stanno facendo su tutti i comuni della provincia di Rovigo, ma in particolare i comuni turistici. Su quanto accaduto ad Albarella stanno invece indagando i carabinieri per capire i motivi che hanno portato alla lite. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso vediamo il video denuncia di una studentessa che è stato pubblicato dall'Unione Universitari di Venezia. Vediamo questa pagina Facebook dell'Unione Universitari. La ragazza spiega di essere stata cacciata dal suo appartamento. Vediamo questo un attimo sì, lo vediamo dopo, dal suo appartamento a Venezia prima della scadenza del contratto. Nel video il botta e risposta con la proprietaria dell'immobile che ha giustificato la sua decisione con frasi discriminatorie. Vediamo. Quindi mi conferma che le ragioni per cui mi sta cacciando di casa prima del dovuto... Attenziosa, arrogante, comportati sei una gran maleducata. Terrona io. Grande. Veneziani. Questi sono i veneziani. Mi ha appena dato della terrona. Allora adesso vediamo l'aggressione, aggredito, minacciato e picchiato, e siamo a Treviso, vittima il titolare del kebab di via Roma, processo immediato per i responsabili che sono due fratelli marocchini. Ancora Daniela Sizzia.
Si dovranno presentare davanti al giudice il prossimo 8 settembre per il processo con il rito immediato i due fratelli nordafricani, 33 e 34 anni, accusati a vario titolo di stalking, lesioni personali aggravate e violazione del daspo imposto dal questore di Treviso. Sarebbero loro, difesi dall'avvocato Alessandra Nava, ad aver reso la vita un inferno al titolare dell'Istanbul City Kebab di via Roma Treviso. Tutto era scoppiato qualche mese fa. Dopo alcuni battibecchi, i due erano passati alle vie di fatto, insultato, aggredito, minacciato fino a picchiarlo. In un'occasione avrebbero addirittura alzato le mani sul figlio piccolo del titolare del kebab. Non solo, ma i fratelli avevano il divieto di accesso alla zona rossa, divieto che non avevano neppure rispettato, tornando ad insultare la vittima. Sul posto era intervenuta la polizia che a fatica aveva bloccato i due portandoli in questura, dove avevano reagito aggredendo anche gli agenti. Arrestati entrambi erano finiti ai domiciliari. Ed è stato fermato a Selvazzano uno stalker 62enne, era uscito dal carcere e aveva ripreso a perseguitare l'ex moglie. La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal carcere, dove era finito per maltrattamenti in famiglia, è stato quello di tornare a molestare la sua ex moglie. Un 62enne di Selvazzano è stato rintracciato dai carabinieri, che hanno applicato il braccialetto elettronico e gli hanno imposto il divieto di avvicinamento e di dimora nei comuni di Selvazzano, Abano Terme, Rubano e Rovolon. L'uomo nell'ottobre del 2024 era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per la violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento all'ex moglie. Ora dovrà rispondere anche di atti persecutori nei confronti della donna. A giugno, quando uscito di prigione, il 62enne si è recato nell'abitazione dell'ex moglie, l'ha minacciata e offesa, poi ha continuato a ripresentarsi lì con atteggiamenti sempre più aggressivi, aspettandola anche all'esterno del posto di lavoro e insultando il figlio. È arrivato anche ad aggredirla fisicamente, ferendola. La donna, preoccupata per la sua incolumità e per quella del figlio, ha così deciso di denunciare l'ex marito ai carabinieri. Giocatore di football americano che per vendicarsi della Lega del Football che lo aveva maltrattato e non abbastanza considerato, è entrato con un fucile all'interno della sede a New York e ha aperto il fuoco, davvero un altro massacro a cui ormai ci stiamo abituando e si ripetono con molta frequenza questi attentati di lupi solitari. C'era un friulano presente alla sparatoria che è avvenuta lunedì scorso nel centro della Grande Mela. Sentiamo la sua testimonianza. Ero in zona, ero giusto uscito dalla metropolitana, in quell'isolato, mi trovavo sulla 51esima in direzione Park Avenue, dove appunto è accaduto il fatto. È il drammatico racconto di Marco Bertoli, ingegnere gestionale di Cividale del Friuli, che da tempo vive per lavoro a New York, quasi testimone oculare di quanto stava accadendo a pochi passi lunedì scorso. Ancora una volta la Grande Mela, teatro di un fatto di sangue, con la sparatoria al palazzo 345 di Park Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada di Manhattan, nella zona di Midtown, nel grattacielo sede della Blackstone. Il bilancio: 5 morti, tra cui l'attentatore. Ogni volta che nella capitale economica statunitense accade qualcosa, la mente torna all'11 settembre 2001 e le proporzioni della tragedia si moltiplicano appena la scena del crimine appare ai nostri occhi. Più come mi avvicinavo, appunto ho capito la gravità dei fatti, in quanto alla fine dell'isolato, alla fine della vietta, proprio incrociandosi con Park Avenue, mi sono visto l'edificio, diciamo, tutto circondato da agenti della polizia. È stato un quarto d'ora, un 20 minuti ad assistere diciamo nelle zone un po' più periferiche. Comunque il perimetro veniva sempre più, perimetro di sicurezza sempre più ampliato. In quel momento c'era ancora diciamo, il killer all'interno del palazzo. Era tutto, diciamo, tenuto sotto controllo. Sì, sappiamo tutti quello che è successo l'11 settembre. Ero
ero passato a visitare quella zona, il memoriale, e quindi subito in quella circostanza mi sono trovato a pensare al peggio, no? L'intervista di Omar Costantini, e poco tempo fa, ricorderete, un americano di origine italiana, Luigi Mangione, che proprio sempre a Manhattan uccise il capo di una grande compagnia di assicurazioni. Andiamo a Vicenza, un mese di zona rossa, 194 le persone controllate, 34 gli ordini di allontanamento, anzi mi pare 1941 le persone controllate. A tracciare il primo parziale bilancio il prefetto di Vicenza, Filippo Romano, che non ha escluso la possibilità dopo il 30 settembre di delineare nuove zone rosse limitrofe. Sentiamo ancora Luisa Bertini. Quasi 2000 persone controllate dalle forze dell'ordine, di cui poco più della metà sono stranieri, e 34 gli ordini di allontanamento dalla zona rossa, di cui 15 a carico di stranieri. È il bilancio in numeri del primo mese di zona rossa a Vicenza. Queste le fattispecie di reato precedenti, cioè delle persone controllate che hanno permesso l'allontanamento dall'area in base all'ordinanza di zona rossa. 6 gli allontanamenti per reati in materia di stupefacenti, 8 per reati contro la persona, 16 per reati contro il patrimonio e 4 per la violazione del DASP urbano. Un primo bilancio del provvedimento emanato dal prefetto dal 1 luglio con l'obiettivo di rafforzare le misure di controllo nelle aree calde in prossimità della stazione e contrastare con un'ulteriore misura a disposizione i fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di spaccio. Sicuramente efficace, su questo non c'è dubbio. Possiamo dire che ci dice tante cose, ci dice per esempio che il problema non sono solo gli stranieri, seppure abbiamo appunto più della metà di quelli controllati sono stranieri, però per gli ordini di allontanamento sono stati 15 su 34, quindi c'è un problema generale, non è soltanto un problema dello straniero, è un problema di disagio sociale che sfocia in comportamenti antisociali che destano giustamente la preoccupazione delle persone, della popolazione, la quale percepisce un senso di insicurezza che sta al centro delle nostre cure e delle nostre attenzioni. Dalla stazione a Campomarzo al Quadrilatero, a Corso Santi Felice e Fortunato, per citare alcune zone che rientrano nella zona rossa attiva fino al 30 settembre, ma non si esclude la possibilità, una volta tracciato il bilancio definitivo sui 3 mesi di attività delle forze dell'ordine, di segnare una nuova zona rossa che incida su altri quartieri. Questi sono provvedimenti emergenziali, se non cambia la norma a livello nazionale ovviamente noi dobbiamo sempre considerarli provvedimenti emergenziali, quindi probabilmente più che di allargamento si può parlare di proroga nel tempo oppure di modifiche nello spazio. Potrebbe anche essere intelligente per esempio disegnare una zona rossa leggermente diversa ma attigua per andare pian pianino a controllare nel corso del tempo diversi quartieri. Le molte, troppe aggressioni al personale ospedaliero. Andiamo in diretta a Conegliano da Daniela Sizia, perché nell'ospedale di Conegliano un tossico ha dato in escandescenza, i medici si sono dovuti rifugiare negli ambulatori. A te Daniela. Sì, direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Lo hai detto tu, l'ennesimo episodio di aggressione ai danni dei medici e degli infermieri. Un tossicodipendente ieri è arrivato, voleva droga, voleva soldi, ha cominciato a urlare, ha cominciato ad insultare, a minacciare i medici e gli infermieri, tutto il personale sanitario che ha dovuto barricarsi dentro gli ambulatori. Sono stati attimi davvero di terrore, perché poi fra l'altro arrivavano anche i pazienti che hanno dovuto aspettare fuori perché avevano chiuso completamente le porte del De Gironcoli, l'ospedale qui di Conegliano in via Manin, dove siamo in questo momento. Io sono in compagnia del sindaco di Conegliano Fabio Chessa. Sindaco, purtroppo l'ennesima aggressione, dobbiamo dirlo, ai danni dei sanitari. Ma assolutamente sì, innanzitutto la nostra solidarietà va agli operatori sanitari che sono in prima fila in queste battaglie anche contro l'emarginazione, perché il personaggio di cui si parla è ben noto alle cronache cittadine, seguito dai nostri servizi sociali. Ha una famiglia che fa di tutto, ma purtroppo le dipendenze sono così: quando una persona va in astinenza poi non ragiona più e compie anche atti come quello che è successo ieri.
Abbiamo chiesto ai Carabinieri e alla Polizia di Stato di intervenire nel tempo più breve possibile. Parlerò anche col direttore sanitario, con il dottor Benazzi, per capire quali possono essere le prassi da mettere in campo in questo caso qui, perché queste persone, ripeto, sono persone che quando vanno in astinenza non sono controllabili. Tra l'altro può diventare pericoloso. Ma assolutamente sì, anch'io l'ho ricevuto più volte in municipio, ripeto, è una persona nota, però purtroppo bisognerebbe chiuderli nelle strutture perché all'esterno possono fare solo danni. Ecco, fra l'altro lo stesso direttore generale dell'US2, Francesco Benazzi, ha detto abbiamo le mani legate, non è una persona, non è uno psichiatrico, quindi da poter insomma, invocare il TSO, e quindi dice non è possibile fare nulla se non è lui che decide di entrare in un centro di recupero, e quindi la situazione purtroppo si ripete quotidianamente quasi, perché poi lui va in astinenza e cerca di entrare negli ospedali per avere la droga e addirittura voleva insomma i soldi. Fra l'altro qui a Conegliano, direttore, se mi dà proprio un attimo, c'era un'area che era un'area diventata il bivacco di extracomunitari che si chiama Safari Club, e oggi c'è la novità. Ma assolutamente sì, ho emanato l'ordinanza la settimana scorsa per murare l'edificio. In questi giorni hanno portato all'esterno, hanno sgomberato tutto, hanno portato via tutto, e dopo andremo casomai a vedere. È una situazione che si è risolta, e devo dire, anche se non c'era l'accordo con i proprietari, ma ha deciso di emanare l'ordinanza per chiuderla definitivamente e risolvere un problema che a Conegliano stava diventando una situazione che non ci piaceva per nulla. Ecco, cosa accadeva lì? Ma accadeva soprattutto che ci fosse bivacco durante tutto il giorno di persone che si trovavano lì a bighellonare, piccolo spaccio di droga, per cui le forze dell'ordine erano intervenute tempo fa, avevano chiuso, poi c'era stato un incendio e adesso abbiamo deciso di murare definitivamente la struttura. Direttore, qui da Conegliano è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie al sindaco Chies e all'operatrice Nicoletta Rizzetto. Vediamo adesso, andiamo a Vicenza e vediamo un altro servizio sul degrado della città di Vicenza, e cioè la situazione dell'ex hotel Europa. Il consigliere comunale Colombara rivolge un'interpellanza al comune sulle condizioni di sicurezza, degrado e pericolosità dell'area, che definisce un buco nero per la città. Un buco nero perché appunto ci sono problemi di degrado, di sicurezza, e non ultima il problema è costituito e sollevato anche dai residenti di questa grande gru che è lì da più di 10 anni, perché il cantiere è lì da tutti questi anni, e specie nell'ultimo periodo ha manifestato problemi di stabilità, perché appunto i cittadini sono preoccupati per la sicurezza. Un vero e proprio nodo irrisolto dell'urbanistica cittadina, quello dell'ex Hotel Europa, che rimane nel suo stato di abbandono nei pressi della porta ovest della città, che invece nel corso del tempo è stata progressivamente rimodernata. Il posizionamento strategico del corposo immobile lungo Viale San Lazzaro ha attirato l'interesse di potenziali investitori, senza mai però giungere a conclusioni concrete. Quello che si è consolidato invece è il degrado fisico, che attira inesorabilmente anche quello sociale. La struttura torna ciclicamente ad essere occupata abusivamente e diventare polo attrattivo per sbandati e criminalità. Qui bisogna naturalmente capire che cosa ha intenzione di fare la proprietà, per questo io credo che per questo ho presentato una interpellanza all'amministrazione per la sicurezza della gru, ma anche per capire con l'amministrazione cosa è possibile fare affinché intervenga appunto sulla proprietà, perché si agisca in qualche maniera. La preoccupazione per la stabilità della grande gru nel cantiere abbandonato è solo l'ultima questione in ordine di tempo che angoscia i residenti, che chiedono al comune un sopralluogo e verificarne la sicurezza. Il degrado igienico-sanitario per l'accumulo di rifiuti è già constatabile dall'esterno. I cittadini chiedono alla proprietà almeno di impedire ulteriori accessi non autorizzati all'interno della struttura, e per questo si appellano al sindaco. Allora, innanzitutto che si faccia interprete delle preoccupazioni dei residenti, controllare la stabilità della gru, e poi con la proprietà di vedere di trovare una soluzione, la vendita oppure il nuovo utilizzo di questa struttura, e questa parte della città non può rimanere in questa maniera.
Servizio di Daniele Garbin, adesso vediamo un titolo del Messaggero Veneto, una notizia pubblicata poco fa: omicidio a Gemona in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 35 anni è stato ritrovato morto in casa, sarebbe stato ucciso, la morte risalirebbe a diversi giorni fa, l'uomo viveva in casa insieme alla madre e alla fidanzata colombiana, e poi vi daremo ovviamente altre notizie. Controlli serrati in tutta la provincia di Belluno. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno passato al setaccio cantieri, ristoranti e officine. Il bilancio è pesante, 10 aziende fuori regola, 4 sospese e sanzioni per oltre 100.000 euro. Sicurezza e irregolarità nei luoghi di lavoro, una raffica di controlli e il conto è salato. Nel Bellunese i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, con il supporto delle stazioni dell'Arma, stanno battendo palmo a palmo il territorio. Edilizia, ristorazione, commercio, 10 le aziende multate, 4 sospese e sanzioni per 100.000 euro. Nei cantieri dell'Alto Cadore e della Gordino la situazione è grave, ponteggi insicuri, zero documentazione, operai esposti a rischio di cadute. Lo stop immediato è arrivato per 4 imprese. In un caso mancava perfino la patente a crediti, che è obbligatoria da ottobre per operare in cantiere. Non va meglio nel Basso Feltrino. In un ristorante i militari hanno trovato un lavoratore in nero in piena attività senza alcuna tutela. Il lavoratore è stato sorpreso nella cucina del locale, intento nella preparazione dei piatti. I controlli hanno toccato comuni da Alleghe a Feltre, da Limana a Cortina. Violazioni ovunque, mancata formazione, assenza del responsabile sicurezza, impianti di videosorveglianza non autorizzati. Un quadro allarmante che accende i riflettori sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori. Le ispezioni andranno avanti per tutta l'estate, con attenzione massima ai settori più a rischio, infortuni e lavoro sommerso. Servizio di Tiziana Bolognani, una truffa sui fondi PNRR che ha visto nei giorni scorsi l'arresto ai domiciliari del noto imprenditore padovano Flavio Zanarella. Su disposizione della Procura europea, la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 486.000 euro, coinvolte nell'inchiesta anche 2 società trevigiane. Truffe sui finanziamenti pubblici. Proseguono le indagini della Guardia di Finanza, che hanno coinvolto 11 uomini d'affari, tra i quali un noto imprenditore padovano che si autodefiniva business angel, finito ai domiciliari nei giorni scorsi. Con una serie di operazioni tra Treviso, Venezia, Padova, Brescia e la Puglia, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo della Procura europea. 486.000 euro, i fondi PNRR ottenuti in maniera fraudolenta dal principale indagato ed altre 5 persone. I finanziamenti percepiti illecitamente erano destinati a piccole e medie imprese o società a media capitalizzazione, finalizzati ad agevolare la transizione digitale. In questo caso, per ottenere i finanziamenti, gli indagati avevano presentato elementi non rispondenti al vero. In particolare la presenza di una sede operativa delle società nel Sud Italia, una patrimonializzazione adeguata delle società percettrici dei contributi pubblici in realtà inesistente, tanto è vero che le società sono state poi immediatamente poste in liquidazione giudiziaria, nonché la realizzazione di un software che avrebbe permesso di ottimizzare i processi di lavoro e la gestione delle commesse, che non è stato mai realizzato. Tutti i finanziamenti sono stati malversati, cioè utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per i quali erano stati erogati. Parte di questi finanziamenti sono stati utilizzati per illecito arricchimento degli indagati, nonché per far fronte ai debiti precedentemente contratti con delle altre società appartenenti al gruppo di fatto. Servizio di Marta Marangonna, gli anziani sempre nel mirino dei truffatori, si va dal falso carabiniere al falso tecnico del gas o della luce. La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione. Vediamo. Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti. Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote. In
In casa, al telefono, al supermercato, per la strada, le truffe ai danni dei soggetti deboli, soprattutto anziani, sono sempre più frequenti ed d'estate, quando figli e parenti partono per le vacanze, gli anziani che restano soli sono molto più esposti ai tentativi di raggiro. In questi giorni la Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo fenomeno tanto odioso, proprio perché prende di mira le persone più indifese, carpendone la fiducia o colpendole negli affetti. Penso anzi che la prevenzione sia la parola chiave. Se è vero che i truffatori ricorrono a tecniche sempre più insidiose, è anche vero che sono sempre più gli anziani che capiscono di essere vittime di raggiri e chiamano immediatamente le forze di polizia. La casistica delle truffe è molto varia, si va dalle tecniche ormai collaudate a quelle più sofisticate, rese possibili dalle nuove tecnologie. La tecnica del finto incidente, cioè il parente coinvolto, il figlio e il nipote coinvolti in un incidente stradale, la tecnica del tecnico del gas che deve fare degli accertamenti urgenti e delle volte anche utilizzando abiti simili a quelli della polizia o dei carabinieri o di altre istituzioni pubbliche, e tecniche sempre più evolute, come per esempio anche la clonazione della voce di parenti. Proprio per questo è importante portare avanti queste campagne di sensibilizzazione. La raccomandazione è quella di diffidare sempre e non esitare a chiamare le forze dell'ordine. Il consiglio è quello di bloccare immediatamente la comunicazione, non aprire chiaramente la porta qualora non si tratti di truffe telefoniche ma di truffe a domicilio, e contattare in caso di dubbio immediatamente le forze di polizia, che sanno sicuramente offrire una risposta sicura ai cittadini. La clonazione della voce dei parenti addirittura, no? Con l'intelligenza artificiale si può arrivare a questo e ad altro. Sabato scorso la polizia ha ritrovato una bambina di 7 anni che si era smarrita in spiaggia a Jesolo, nei pressi di Piazza Marconi. Diverse pattuglie di agenti, insieme anche ad alcuni volontari, hanno iniziato a setacciare l'arenile sia lungo la spiaggia che in via Bafile. Circa un'ora dopo i poliziotti hanno visto rannicchiata tra gli ombrelloni una bambina corrispondente alla descrizione dei familiari, che gli è corsa incontro agli agenti non appena è stata chiamata per nome. Impaurita ed infreddolita è stata rassicurata dai poliziotti che per riscaldarla si sono sfilati il giubbotto dell'uniforme accompagnandola a riabbracciare i propri cari. Per fortuna una vicenda con un lieto epilogo. Allerta West Nile, dopo tutti i casi registrati in Italia, il primo nel Padovano confermato a Monselice. A Monselice è confermato il primo caso di West Nile in forma grave in un 54enne ricoverato e poi dimesso per la febbre, poi nuovamente ricoverato in ospedale a Padova nel reparto di malattie infettive per l'aggravarsi del quadro clinico. I test hanno confermato che la meningoencefalite è dovuta al virus trasmesso dalla zanzara comune. Nel Padovano in totale sono 3 i casi di West Nile, 2 risolti con forme febbrili. Le infezioni da virus West Nile in circa il 90% dei casi decorrono in modo asintomatico, intorno al 10% invece possono avere una sintomatologia di tipo flu-like, cioè influenza simile, quindi con mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari, inappetenza e astenia, quindi debolezza e febbre di grado variabile. Meno dell'1% può avere invece un interessamento neurologico, con quadri che possono spaziare dalla meningoencefalite, come è capitato ieri, alla paralisi flaccida. Al momento si continua con i monitoraggi in linea con le pratiche messe in campo anche nelle scorse estati. Il numero maggiore di contagi con forme gravi nel Padovano si era registrato nel 2022. Nel 2022, pur essendo stata un'estate particolarmente secca e quindi molto calda e con poche precipitazioni, c'è stata una grande diffusione a livello umano del virus West Nile, nonostante ci fossero poche zanzare. Questo perché? Perché è successo che i pochi punti in cui si raccoglievano le acque erano spesso e volentieri raccolte idriche di origine antropica, quindi umane, per cui si trovavano sia i serbatoi naturali, quindi i volatili, che le zanzare, che sono il vettore principale naturale, che l'uomo molto ravvicinati, per cui
i volatili infettavano le zanzare che infettavano l'uomo, e questo ciclo si è ripetuto tante volte. Quest'anno, in cui per fortuna abbiamo un'estate meno pesante dal punto di vista della siccità e un po' più mite, capita che l'acqua e quindi le raccolte di acqua sono più diffuse, in qualche modo anche i volatili eventualmente infetti sono più sparpagliati ed è meno facile che si accumulino in certi punti e quindi infettino un gran numero di zanzare, tanto è vero che quest'anno stiamo avendo infatti per fortuna una diffusione meno rilevante rispetto a quello che è capitato nel 2022. I consigli sono sempre i soliti: usare repellenti, abiti lunghi e chiari quando si esce di sera, proteggendo piedi e caviglie, i punti dove le zanzare pungono più facilmente, proteggere gli ambienti domestici con zanzariere. Nel frattempo, dopo il numero di casi in Lazio e Campania, il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato l'elenco con 31 province sottoposte a limitazioni delle donazioni per il contrasto del virus West Nile. In Veneto, però, i donatori di sangue e plasma che abbiano soggiornato o vivono in province in cui è presente la zanzara vettrice del West Nile virus non vengono più sospesi grazie a un particolare test, il test NAT, che viene normalmente effettuato con gli altri esami eseguiti per la validazione di ogni sacca di sangue donata. Servizio di Valentina Visentin. È il caso di febbre dengue che invece è stato registrato a Schio, riunita oggi l'unità di crisi in municipio. È scattato l'isolamento per il paziente e l'avvio della disinfestazione dell'area prevista dal protocollo sanitario regionale. Ancora Daniele Garbin. Questa mattina abbiamo avuto un incontro per l'unità di crisi che si è determinata appunto per questo caso di febbre dengue che abbiamo avuto a Schio. Ci siamo incontrati con il SISP dell'US7 Pedemontana, con la protezione civile, con i nostri uffici per ciò che riguarda l'ambiente, la comunicazione, l'anagrafe, anche con la polizia locale per coordinarci ed intervenire sulla zona. La macchina operativa dell'unità di crisi di Schio si è dunque mossa immediatamente all'annuncio del caso di febbre dengue registrato nel territorio. Cresce l'attenzione sul fenomeno con l'aumentare degli episodi a livello nazionale. Registrato il 6° caso di morte avvenuto a Latina per un uomo di 86 anni. Il paziente scledense risulterebbe invece in buone condizioni di salute, ma per lui, come previsto dal protocollo regionale per la gestione delle arbovirosi, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Si tratta di un cittadino rientrato dall'estero. Per completare le procedure, il Comune è intervenuto in stretta collaborazione con l'US7 e la Protezione Civile e la Polizia Locale. È necessaria una disinfestazione sostanzialmente e questa andrà avanti per la giornata di oggi. E poi sarà comunque necessario un passaggio da parte della ditta che è stata incaricata dall'US7 per queste operazioni, che è la ditta Triveneta, di fare un passaggio anche alla sera, e questo per 3 giorni. Dopo si verificherà se effettivamente l'intervento fatto è stato efficace. Interessate in particolare le vie Ragabassa, Calabrine, Vaiselle e Strada Masetto. In 5 province del Veneto nel frattempo sono scattate le restrizioni sulle donazioni di sangue disposte dal Ministero della Salute. In via precauzionale verrà effettuato un test genetico che rileva la presenza di virus. Per tutti i cittadini si rinnovano le abituali raccomandazioni per evitare ristagni d'acqua. È tutto sotto controllo, chiediamo ovviamente alla popolazione, perciò di quelle aree, di essere assolutamente disponibile e collaborativa. Da oggi in Veneto scatta lo stop all'utilizzo di medici gettonisti nella sanità pubblica. La decisione assunta dal governo sta creando preoccupazione. Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende hanno sentito Aldo Mariotto, direttore sanitario dell'UL6 di Padova, l'azienda sanitaria più estesa della regione. Preoccupa anche il Veneto lo stop alla presenza di contratti d'appalto all'interno della sanità pubblica voluta dal governo, uno stop, lo ricordiamo, che scatta proprio da oggi. Che cosa significa? In Veneto sono impiegati 380 medici, 180 infermieri, 200 OS. Se non ci sono problemi per l'ospedale che vedete alle mie spalle, parliamo dell'azienda ospedaliera
ospedaliera che non ha problemi né qui al vecchio Giustinianeo e nemmeno all'ospedale Sant'Antonio, questo anche grazie alla presenza di medici in formazione e di specializzandi che coprono soprattutto il reparto dove questa carenza è maggiore, ovvero i turni nel pronto soccorso. Non si può dire altrettanto dell'altra grande realtà della provincia di Padova, ovvero dell'ULSS 6, pensate segue quasi 1 milione di cittadini utenti. Questo stop a tutti i contratti, non ovviamente scatta da oggi, ma tutti i contratti in essere andranno a scadenza, riguarderà soprattutto, lo dicevamo, il pronto soccorso, tutto il pronto soccorso e per esempio il punto sanitario di Montagnana che in questo momento è gestito interamente da una cooperativa. Davvero quindi grandi preoccupazioni per i vertici della sanità veneta. Noi abbiamo raggiunto il direttore sanitario dell'ULSS 6 Euganea, Aldo Mariotto, di cui vi proponiamo le parole. La gara è stata espletata soltanto a seguito di una rigorosa ricerca di tutte le possibilità esistenti che riguardano il reclutamento di personale attraverso concorsi, attraverso avvisi di mobilità interni ed esterni e diciamo che non hanno dato luogo all'acquisizione di personale. Pertanto questa era l'unica possibilità esistente. A durata di 1 anno, a decorso da ottobre-novembre del 2025 fino quindi ottobre-novembre dell'anno 2026. E naturalmente se nel frattempo verrà acquisito del personale dipendente si avrà una cessazione di questa contrattualità. Nel frattempo noi continueremo a ricercare il personale attraverso i sistemi tradizionali di acquisizione. Vi dicevo, è stato ritrovato ucciso un uomo nella sua abitazione a Gemona. Andiamo in diretta da Federico Daros della nostra redazione di Udine. A te. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati. Una notizia che ha scosso tutto il Friuli Venezia Giulia, in particolare la provincia di Udine. Ci troviamo in questo istante a Gemona in via dei Lotti, dove questa mattina è stato trovato senza vita il cadavere di un ragazzo di 35 anni che dalle prime informazioni si tratterebbe di Alessandro Venier, il quale abitava all'interno della villetta con la propria madre, un'infermiera che lavorava presso l'ospedale di Gemona, Lorena Venier, e la compagna colombiana. E il papà del ragazzo invece di Alessandro in passato, al momento del concepimento, non aveva riconosciuto il figlio, tant'è che Alessandro aveva preso proprio il nome della madre. Era diventato da poco padre di famiglia di una bambina di pochi 6 mesi e da quanto si è appreso in un primo momento dalle forze dell'ordine coordinate dalla Procura di Udine, adesso ovviamente sta proseguendo l'indagine da parte dei carabinieri, il delitto risalirebbe ai giorni scorsi e il quadro si sta facendo sempre più dettagliato e allarmante in questi istanti, perché si sta parlando di un ritrovamento del cadavere fatto a pezzi all'interno della calce, posizionato a sua volta all'interno di un sacchetto delle immondizie. Quindi effettivamente una scena da thriller, veramente, per quello che sta emergendo proprio in questi istanti da via dei Lotti. Le prime indiziate in questo omicidio sono la madre infermiera di Gemona e la colombiana, che sono state indagate e proseguiranno una serie di interrogatori nella giornata odierna. Poco prima proprio di venire in diretta abbiamo visto la madre Lorena Venier accompagnata da 2 persone delle forze dell'ordine che la stavano portando in caserma. Noi, parlando anche con una persona dei carabinieri, ci ha riferito che c'è
poco da interrogare, perciò da quello che sappiamo e abbiamo appreso le forze dell'ordine hanno ben chiara la dinamica di questo omicidio tremendo. Ripetiamo, ragazzo di 35 anni, da poco padre di famiglia, trovato a pezzi all'interno della calce in un sacchetto dell'immondizia. Per il momento da Via dei Lotti a Gemona è tutto, a te in studio. Grazie a Federico da Rossi, inviato a Gemona. È morto all'età di 47 anni l'ex calciatore Paolo Antonioli, dal 2000 al 2005 capitano del Calcio Padova, difensore e poi allenatore. Paolo Antonioli aveva scoperto il male 1 anno e mezzo fa. L'ex bianco scudato lascia la famiglia, la moglie Elena Vezzù, conosciuta come speaker radiofonica con lo pseudonimo di Lady Ellen, e i 2 figli. Era nato a Mantova nel 1977. Padova è diventata la sua seconda casa. Come calciatore ha militato con lo Spezia, Vispesaro, Padova, Frosinone, Gallipoli, Lanciano, Alma Juventus, Fano e Abano. Poi ha intrapreso la carriera dell'allenatore guidando l'Albignasego, il Plateola e il Monselice. Avremo qui nella seconda parte di Focus TG la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che è anche assessore ai lavori pubblici, alle infrastrutture e ai trasporti della Regione. Un'occasione per parlare di molti temi che riguardano la politica e anche la viabilità della nostra Regione sotto molti punti di vista. E ieri, anzi l'altro ieri, è stato approvato il bilancio della Regione del Veneto. L'assessore Calzavara ha parlato di una gestione più viva e solida che mai. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo passaggio fondamentale in un contesto complesso dove le risposte possono a volte tardare per mancanza di risorse. Il Veneto sceglie di intervenire con decisione e concretezza. Mettiamo a disposizione nel bilancio attuale ulteriori 168 milioni di euro per affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei veneti. Con queste parole, l'assessore al bilancio e alla programmazione regionale Francesco Calzavara ha commentato l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2025 in Consiglio regionale. Dalla sicurezza del territorio al sostegno sociale, passando per cultura e impiantistica sportiva. Un provvedimento da 168 milioni di euro, di cui 128 coperti con nuovo debito e 40 milioni di nuova spesa immediatamente disponibile. Un bilancio comunque che ci vede sempre, a fare dei sacrifici importanti, ma anche avere le idee chiare su ciò che vogliamo lasciare alla fine di questo mandato. Insomma, per quanto mi riguarda, soprattutto sulle mie competenze tematiche, l'agricoltura, il turismo, le cose che abbiamo chiesto, compatibilmente con le risorse a disposizione, sono state accettate, quindi credo di poter dare delle risposte sia in ambito agricolo che in ambito turistico. Penso di poter dire che è una chiusura di legislatura positiva. Come al solito il presidente Zaia non si è fatto vedere, era in giro a inaugurare, fare feste eccetera. Noi invece fino all'ultimo giorno di questa legislatura intendiamo impegnarci per provare ad offrire un'idea di società veneta diversa da quella che abbiamo vissuto in questi 5, 10, 15 anni, e lo vogliamo fare con proposte concrete attraverso emendamenti alle manovre di bilancio come quelle che abbiamo presentato in questi lunghi giorni di sessione. Come sempre abbiamo visto una sinistra che ha tentato di attaccarci dicendo che nella nostra regione non funziona niente. Noi sappiamo che in questa regione, grazie al presidente Zaia, abbiamo lavorato tanto per portare a casa i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, dei veneti, e continueremo a farlo anche in vista delle prossime regionali, dove siamo sicuri ci sarà una continuità con quella che è stata un'amministrazione che ha fatto grande il Veneto. Sono state fatte tante promesse, ma poi di mantenute di fatto quasi nessuna. Parliamo ad esempio della riforma delle IPAB, ma parliamo anche degli aiuti alle imprese che non ci sono stati, anzi sono state bersagliate dall'IRAP. Ci aspettavamo una manovra diversa, chiaramente io ho fatto degli emendamenti, alcuni a favore anche del territorio, ad esempio per il contrasto al granchio blu, che è una specie infestante che ha causato grandissimi problemi alla nostra marineria.
Vediamo ancora la politica, perché il centrodestra è in attesa della scelta del candidato. Ieri era previsto un vertice dei leader a Roma che è stato poi spostato a venerdì. Vedremo se ci sarà un'altra fumata nera o una fumata bianca. Intanto il centrosinistra ha scelto il candidato Giovanni Manildo, candidato presidente, ed è uscita la lista dei candidati consiglieri. Tra questi ci sono Paolo Galeano e Antonella Tocchetto. Uno dei temi con cui Giovanni è partito sabato mattina al Parco degli Alberi Parlanti è quello dei giovani, dove ieri veniva sottolineato come in provincia di Treviso nel 2024 2000 giovani, mi pare fra i 18 e i 25, 18 e 35, non ricordo, laureati, studiati, tutto quanto, hanno preso e hanno deciso che per il loro futuro era meglio investire in un territorio diverso dalla provincia di Treviso e dal Veneto. E questa è una delle emergenze, delle criticità, perché noi prepariamo delle persone in maniera anche buona, a cui non riusciamo a garantire prospettive serene che loro appunto scelgono come futuro per la loro vita. Mentre il centrodestra ancora non offre l'avversario a Giovanni Manildo, né il giorno in cui si voterà, la controparte già lavora sui temi, il territorio, i diritti. Mette il dito nella piaga dei giovani che fuggono dalla regione e cita gli altri nodi. E quello dei giovani è uno dei temi, ma a cui è collegato quello dell'urbanistica, del consumo di suolo, della programmazione che noi facciamo sul territorio per gli investimenti che vogliamo attrarre. Un centrosinistra che ha già fatto i nomi di chi correrà insieme a Manildo nel PD, tra cui anche quello di Antonella Tocchetto, storica militante trevigiana alla prima chiamata importante. Sono rimasta sorpresa anch'io, nel senso che io ho sempre corso per il Consiglio Comunale, ma ho sempre corso per il partito e la mia attività è per promuovere le idee del partito. Sono contenta che mi abbiano candidato, spero che tutto il partito di Treviso mi sostenga, lavorerò molto sia a Treviso che in provincia insieme a Paolo Galeano e a tutti gli altri e speriamo veramente che sia la volta buona per il centrosinistra, che Manildo ce la possa fare e finalmente si cambia una pagina del Veneto. Una candidatura che sarà ad effetto sorpresa, consapevole delle difficoltà. Girando per Treviso qualcuno dice finalmente avvocato l'hanno candidata, per il resto in provincia di Treviso bisognerà molto lavorare perché non è che siamo tanto conosciuti, non sarà facilissimo, sarà una campagna molto dura ma è molto entusiasmante. Prima uscita per la consigliera comunale l'11 agosto prossimo con gli agricoltori dell'Opitergino Mottense. Servizio di Elena Dal Forno. Ieri sera focus a Bagarra a causa del risotto anticomunista dell'incontenibile Joe Formaggio. Vediamo. Io l'ho preso una volta nella schiena da mia mamma. Infoibato gli istriani a guerra finita. Andiamo con ordine, Formaggio. Questi qua sono maleducati stasera. I suoi ospiti stasera sono molto maleducati. A cominciare da Fabris alla Tocchetto. La predica. Facciamo un po' di ordine. Sta pasta asciutta in bianco triste che ti viene da piangere, antifascista. Cosa succede? Il fascismo è morto 80 anni fa. Invece il comunismo è ancora tra di noi. Poco in Veneto, però è ancora tra di noi. Perché ce lo inculcano? No? Il comunismo è ancora tra di noi in Veneto. E allora cosa ha deciso di fare Gio Formaggio in risposta? Visto che la pasta asciutta antifascista è anche retro, facciamo migliaia di persone. Bellissimo, guarda, nero di seppia, successo sicuro. Però io ho utilizzato i tartufi neri dei Colli Iberici, il risotto, il riso di grumolo delle Abbadesse, quindi restiamo nella territorialità, smentendo anche Morena Martini che dice che la territorialità è solo della Lega e non di Fratelli d'Italia, e ho fatto un bellissimo risotto gustosissimo contro i comunisti. E la nostra pasta asciutta era buonissima e molto digeribile e fa anche pasta molto bene. asciutta in bianco. Pensate che i comunisti vi faranno mangiare pasta asciutta in bianco? Trevigiani, prodotti veneti, non quello che compra lui, che lo compra in Cina. Il riso di grumolo delle Abbadesse. Allora, vabbè, sembrava quasi una rubrica gastronomica, ma di politica si parlava, fascismo, antifascismo, poi di fondo c'è un'intolleranza generale e anche dei gesti riprovevoli come quello dell'aggressione a una famiglia di ebrei nel milanese. Siamo andati nel ghetto di Venezia dove si respira un clima pesante. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi
ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente, Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. Dalla scolaresca che si fa fotografare facendo il saluto romano davanti al monumento agli assassinati nei campi di sterminio, all'uomo di mezza età che insulta per strada il rabbino o a quello che porta il cane a fare i bisogni sui gradini d'ingresso della sinagoga, anche la quotidianità del ghetto di Venezia è sempre più caratterizzata da episodi di antisemitismo che hanno fatto alzare alla Digos il livello di attenzione. Come nell'ultimo anno è accaduto anche nel resto della città, dall'aggressione verbale a un giovane ebreo in campo San Geremia a quel vi cercheremo casa per casa scritto con la vernice sul muro del galoppatoio del Lido. Io sento il clima di una Berlino anni 30. Perché? Perché mancano le scritte sulle vetrine dei negozi con qui non entra l'ebreo, ma lo abbiamo vissuto negli alberghi, nei ristoranti, a Napoli, dove israeliani che sono cittadini normali, probabilmente dell'opposizione a Netanyahu, nessuno gli ha chiesto da che parte stavano, cacciati. A un campeggio in Tirolo vengono cacciati 2 che hanno passaporto israeliano. Sono ebrei semplicemente, forse non sono neanche ebrei, forse sono cristiani. Il conflitto a Gaza ha scatenato una serie di azioni razziste sulle strade e nei social, in un calderone che con la superficialità classica dei luoghi comuni non è nemmeno in grado di distinguere tra ebreo e israeliano e mette tutti sul banco degli imputati. Al ghetto non si capisce davvero che correlazione possa avere una comunità eterogenea per opinioni e storie personali come quella ebraica veneziana con il governo in carica dello Stato di Israele, e perché questa dovrebbe rispondere con una voce sola degli atti presi dal presidente di uno Stato estero in cui, tra parentesi, un residente su 4 non è neanche di religione ebraica. Noi siamo cittadini italiani e ci possiamo esprimere sulla politica italiana e ci sentiamo in dovere di farlo come tutti gli altri cittadini italiani, né più e né meno, ma non sulla politica estera. Io non ho mai chiesto ai cittadini russi in Europa di dissociarsi da Putin e da quello che sta facendo il governo russo. Io non ho mai chiesto agli arabi o ai musulmani d'Europa di dissociarsi da Hamas, ad esempio. Il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, che interviene sulla tragedia di Gaza auspicando una decisione del governo come quella della Francia, dell'Inghilterra e del Canada che riconosca lo Stato della Palestina, e poi parla anche dell'accordo che sembrerebbe confermare il finanziamento di INAIL per il nuovo ospedale. L'accordo definitivo sarebbe finalmente arrivato, sarà l'INAIL con i suoi fondi a finanziare il nuovo ospedale di Padova Est, la grande opera che interessa la sanità di tutta la regione. 800 milioni di euro per coprire la quasi totalità dell'opera che costerà 870 milioni di euro. Soddisfatto il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Sono molto contento, ho sentito anche io dire questa cosa. INAIL fa l'ospedale per cui abbiamo la garanzia che venga fatto lo spazio 6-7 anni, 5 anni, già a settembre se non sbaglio c'è l'inaugurazione della pediatria, per cui l'operazione 5-6 anni sarà fatto l'ospedale. Nel frattempo si avvicina l'inaugurazione della nuova pediatria e il pensiero del sindaco va anche alla drammatica situazione della striscia di Gaza. Il Consiglio Comunale nell'ultima seduta ha approvato una mozione che impegna il Comune a far tutto ciò che è nelle sue competenze per esercitare pressione sul governo di Israele affinché cessino le inaccettabili e sistematiche violazioni dei diritti umani a danni del popolo palestinese. Per motivi sanitari avevo 40 anni in Israele, per cui li conosco molto bene. Gli israeliani sono la popolazione che ho visto più vicino agli italiani, come caratteristica casinistica come noi, a me piacciono molto. Stanno facendo cose che non apprezzo, proprio sono sbalordito a vedere certe cose, sbalordito. Affamare bambini, manca acqua, medicine, no? Io veramente faccio fatica a capire. Hamas è stata una roba delinquenziale, che sia chiaro, quello che ha fatto il 7 ottobre. Ma quello che sta rispondendo, 60.000 morti, penso che sia veramente una cosa che io faccio fatica a capire. A vedere certe scene con tutti quanti là che aspettano il ciotto a riso, un bicchiere d'acqua, veramente l'umanità sta degradando in maniera impossibile. Per Giordani è essenziale che l'Italia prenda posizione e riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da Francia e Gran Bretagna. Io spero che faccia anche l'Italia. Da parte nostra stiamo già facendo la nostra parte. Intanto, con una lettera aperta pubblicata su The Lancet, l'Università di Padova lancia un appello alle istituzioni e alle associazioni professionali e accademiche nei settori dell'assistenza sanitaria, della sanità pubblica e delle scienze sociali per riconoscere pubblicamente il genocidio a Gaza e rivedere le loro posizioni ufficiali.
Parliamo di noi perché il ministro Urso e il vice premier Salvini in prima persona hanno assicurato un futuro all'informazione libera di TV e radio locali italiane. Il governo ha infatti ripristinato i fondi a sostegno delle imprese che contano migliaia di dipendenti in tutto il paese. Ci siamo riusciti a recuperare in pochi giorni con nostre risorse, con risorse del Ministero, delle imprese e del Made in Italy, quanto era stato decurtato dal fondo destinato alle emittenti locali. Perché noi siamo sì davvero consapevoli di quanto importante sia il ruolo delle emittenti locali nella informazione del territorio in questo straordinario paese fatto da migliaia di comuni. Sono state ripristinate le risorse a sostegno del settore radio-televisivo locale italiano ed è lo stesso ministro delle imprese del Made in Italy, il padovano Adolfo Urso, a commentare così. La scorsa settimana la notizia del taglio del 14% dei finanziamenti era arrivata come una doccia fredda su tutto il mondo dell'informazione televisiva e radiofonica locale. Ora l'emendamento approvato in commissione al Senato su proposta del ministro delle imprese e con il sostegno del vice premier Matteo Salvini vanno a ripristinare i fondi decurtati riportando lo stanziamento ai livelli degli anni precedenti. Le televisioni locali sono da sempre il cuore dell'informazione italiana, lo dico non solo da giornalista ma anche da ospite, da nord a sud in tante delle televisioni locali, e conosco i giornalisti, conosco i direttori, le redazioni, spesso mi sono confrontato anche in diretta telefonica, libera e senza filtri con i telespettatori, quindi sono ben contento che nelle scorse ore sia stata accolta una proposta della Lega, un emendamento della Lega in commissione al Senato per ripristinare i finanziamenti che sono dovuti e sono assolutamente ben destinati alle televisioni locali, non solo per rimanere ma per crescere, per sviluppare, per innovare, per coinvolgere, perché molte volte fanno più servizio pubblico le televisioni locali di altre mega televisioni nazionali. 2 minuti di pubblicità, ma state con noi perché sarà qui ospite in diretta la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, a tra pochissimo. Saluto e ringrazio molto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici e ai trasporti, Elisa De Berti. Vicepresidente, grazie, è un piacere averla qui con noi. A tutti. Grazie molte. È reduce da una conferenza stampa, sì. Proprio poco fa, che cosa ha annunciato? Sì, abbiamo fatto una conferenza stampa perché abbiamo avuto notizia che ANAS ha aggiudicato i lavori per lo scavalco della rotonda di Calvecchia a San Donà di Piave. Un intervento che si attendeva da tantissimo tempo, un intervento che anche con il sindaco Teso negli ultimi anni, insomma, ne abbiamo parlato spesso, abbiamo sollecitato ANAS sulla necessità che questo intervento venisse sbloccato e proprio ieri o l'altro ieri ANAS ci ha comunicato che c'è stata l'aggiudicazione. È un intervento di 21 milioni di euro che sostanzialmente andrà a fluidificare e a rendere più facili i collegamenti tra il litorale e l'autostrada, soprattutto nel polo industriale e commerciale di Noventa di Piave. Un intervento importante che andrà a diversificare i flussi di traffico perché la rotonda costituiva di fatto una criticità notevole. Insomma, c'è stata una grande soddisfazione. Insomma, diciamo che raccogliamo i risultati di tanto lavoro, spesso silenzioso, ma che poi insomma quando arrivano ne siamo contenti. Poi viene apprezzato anche da chi percorre da tutti i veneti che percorrono le nostre strade, da sindaco di Isola Rizza, no? Un paese della Veronese, alla regione, 10 anni in regione, davvero un lavoro, devo dire, straordinario, perché l'assessore De Berti ha lavorato sodo e basta vedere l'elenco delle opere che sono state fatte in Veneto. È un momento, e poi ne parleremo, assessore, però è un momento politicamente molto complicato con l'attesa
della scelta del candidato del centrodestra. A suo giudizio come andrà a finire? Si troverà una quadra? La Lega, si dice la Lega correrà da sola, Fratelli d'Italia vorrebbe un proprio candidato, insomma. Mi hanno insegnato che in politica la politica è l'arte dell'impossibile, però credo che alla fine una quadra la troveranno. Dopo ovviamente noi come assessori abbiamo l'input dal nostro Presidente, l'abbiamo sempre avuto, di concentrarci su quello che dobbiamo fare, di non farci distrarre. Insomma, obiettivamente noi siamo tuttora operativi, ogni assessore ha tantissime questioni magari da chiudere o comunque da far proseguire. Sicuramente alla prossima giunta verrà consegnato un lavoro, tante criticità risolte, ma sicuramente poi nel tempo ne emergeranno delle altre, quindi insomma l'input è quello: non fatevi distrarre, continuate a lavorare e poi la politica farà il suo corso. Certo. Senta, a proposito di politica, ieri la notizia dell'autonomia concessa non al Veneto ma a Roma Capitale, no? E noi siamo qui da 8 anni che speriamo, con la bandiera che abbiamo dovuto togliere perché siamo in campagna elettorale ma che rimetteremo dopo le regionali, siamo qui che seguiamo questa vicenda dell'autonomia con alti e bassi, bastoni tra le ruote, questa roba dei LEP, insomma è una vicenda interminabile. Non è un po' una presa in giro dei veneti sentire a un certo punto che una Roma Capitale in 448, riforma costituzionale, potestà legislativa, fondi a IOSA, e noi siamo qui che aspettiamo inutilmente da tempo, almeno per ora, perché poi bisogna dire che oggi abbiamo la legge Calderoli comunque. Allora, sicuramente quando il Presidente volle il referendum, che fu tanto criticato dalla parte politica a noi avversa, perché diceva che il referendum non era necessario e l'autonomia poteva arrivare a prescindere, se dopo alcuni anni siamo ancora qui e parliamo di autonomia è solo ed esclusivamente perché è stato fatto il referendum. Perché? Perché il referendum ha dato un mandato popolare al Presidente importante e su cui non si poteva discutere. Io amo anche ricordare che in quel referendum, che non aveva il quorum, il Presidente giustamente mise il quorum e disse: se i veneti vanno a votare io prendo il mandato e lo porto avanti, se la maggioranza dei veneti non va a votare, infatti in Veneto votò il 57%, in Lombardia il 37% se non sbaglio. Questo mandato ha permesso in questi anni di tener viva la battaglia tra alti e bassi, anche perché i cambi di governo sicuramente non aiutano, non hanno aiutato me nella risoluzione dei problemi, perché avere a che fare con un ministro ogni anno e mezzo, vi assicuro che dopo un anno e mezzo di lavoro dover ripartire e ricominciare era anche un po' demotivante. La stessa cosa è successa per l'autonomia, quindi la stabilità e la continuità di questo governo sicuramente è un'opportunità. Io non entro nel merito di quello che viene dato agli altri, per me non è un problema quello che viene dato agli altri, discuto di quello che non viene dato a noi. Io in questi anni ho percepito a Roma, confrontandomi anche e soprattutto sulle progettualità che noi abbiamo presentato a Roma, e a Roma vi garantisco che siamo considerati un modello sotto tanti profili, spesso e volentieri mi sono sentita dire: Assessore, questo progetto è un progetto virtuoso, questo progetto è un progetto valido, però è un progetto che molto probabilmente non vedrà la sua realizzazione, perché sicuramente in Veneto funzionerà, sicuramente in Veneto porterà un valore aggiunto, ma poi se qualche altra regione vuole la stessa cosa, entriamo in un meccanismo dove con voi funziona e magari con qualcun altro no. Allora questa cosa mi ha sempre fatto arrabbiare, perché non è che tu mi devi frenare per
non rendere le cose più difficili agli altri. Forse se tu mi lasci come regione spiccare il volo senza togliere niente a nessuno, mi dai la possibilità forse di essere anche uno stimolo per gli altri per poter fare meglio, perché sentirti dire sì, è virtuoso, è giusto, è corretto, ma in altre regioni non funzionerebbero, per me Roma Capitale la possono, anche perché amministrare e governare la città di Roma, insomma, io ci vado spesso, è complicato e io di solito ho un occhio particolare per i trasporti, quindi sicuramente ha bisogno di attenzione. Poi è sempre una questione di come le risorse le spendi. Sicuramente se Roma le risorse le fa arrivare sul territorio, qui sappiamo come spenderle e spenderle bene. Guardi, stamattina ho fatto una battuta in conferenza stampa a San Donà dove una giornalista ha chiesto ma sono soldi della regione i 21 milioni? E giustamente abbiamo detto no, sono soldi di ANAS. Qualcuno ha detto sono soldi statali, io ho detto sì, sono soldi statali ma perché transitano dallo Stato, ma con il residuo fiscale che ha la regione Veneto di fatto sono soldi dei veneti che ritornano al Veneto. Sì, e noi sono anche pochi che ritornano. Sì, e sono pochi perché sono tanti quelli che lasciamo a Roma, però le progettualità noi le abbiamo, dovremmo solo essere lasciati liberi di poter attuarle. Guardi, sull'autonomia io faccio sempre l'esempio della navigazione. Noi abbiamo la caratteristica della navigazione interna, investiamo molto sulla navigazione interna, ci crediamo sia per il turismo che per il trasporto merci. Negli anni scorsi, quando andavamo a Roma a porre le questioni, spesso e volentieri mi sentivo dire la competenza è loro, fate voi dai dirigenti del Ministero perché noi non sappiamo dove mettere le mani. Allora io dico dateci la delega alla navigazione e ci arrangiamo noi. Comunque in ogni caso, Vicepresidente, questo è un paese in cui ai migliori vengono tarpate le ali. Cioè, la virtuosità non paga, perché tu fai norme o comunque fai regole o stabilisci regole del gioco per arginare i furbi, ma alla fine dai solo fastidio a chi si comporta bene e metti in difficoltà chi si comporta bene e alla fine i furbi continueranno a fare i furbi, perché se non ti concentri su di loro e lasci liberi chi si comporta bene non andremo mai da nessuna parte. Dobbiamo proprio cambiare ed invertire la visione. Però purtroppo, guardi, queste cose qua le dicevo quando ero sindaco, sono assessore regionale e non è cambiato niente. Punto di vista. Senta, mi ricordo ancora i giorni in cui c'era un bombardamento di critiche sul passante di Mestre, il passante di Mestre è una follia, non bisogna, adesso lo fanno tutti e la situazione finalmente non è quella di quei tempi, nessuno ne farebbe a meno. Accadrà la stessa cosa con la Pedemontana, perché adesso c'è la Pedemontana sotto attacco, è un buco, ci costa miliardi, dovremmo sacrificare chissà quante risorse, poi c'è l'attacco all'alta velocità, poi c'è l'attacco ai cantieri delle Olimpiadi invernali del 2026. Insomma, si è sempre sotto attacco. Siamo sempre sotto attacco. Stamattina alla conferenza stampa di San Donà, dove abbiamo fatto il cavalcavia, il cavalcarotonda, il ponte, chiamiamolo un po' come vogliamo, c'era un cittadino tra il pubblico, ha alzato la mano e ha detto ma perché non avete fatto un sottopasso? E certo, se facevamo il sottopasso ci chiedevano perché non avevamo fatto il cavalcavia. No, credo che sia la regola un po' della politica, che c'è chi fa e poi c'è chi contesta, perché non può essere che qualsiasi cosa facciamo. Allora, ieri in Consiglio abbiamo approvato un ordine del giorno perché dobbiamo fare la 308, dobbiamo raddoppiare la 308 che la 308, scusate, è la strada che va da Padova è la strada del Santo, da Padova a Castelfranco e poi chiedono il collegamento alla Pedemontana. Lì è 1,5 miliardi di investimento. Se la Regione mette 1,5 miliardi va bene, se la Regione paga 40 milioni per una strada a pedaggio di 100 km a 2 corsie per senso di marcia, 70% in trincea, è un buco. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché. Perché se i soldi messi nella viabilità costituiscono un buco,
sono un buco i 40 milioni, sono un buco il 1,5 miliardi, ma sono un buco anche i 30 milioni che io tutti gli anni do a Veneto Strade per asfaltare. Cioè le strade vanno gestite, sicuramente la Pedemontana, la Regione non l'avrebbe mai fatta. Quando si è bloccata, diciamo piantata, come abbiamo sempre detto, abbiamo fatto un'analisi per vedere se dovevamo andare avanti o potevamo fermarla. L'analisi ha detto che col 70% degli sbancamenti fatti, il 30% dei lavori fatti, 600 milioni di risorse pubbliche già erogate, la possibilità che la Regione venisse coinvolta in un contenzioso che chissà quando mai se ne sarebbe liberata, c'erano tutte le condizioni, il buonsenso ha voluto che andassimo avanti. Siamo andati avanti addirittura non con la gestione commissariale, unico caso in Italia dove un'opera si blocca, viene dal governo tolto il commissario, si girano dall'altra parte e dicono arrangiatevi. Modello Veneto, ci siamo arrangiati, oggi l'opera c'è, io che ho sempre detto se ci fosse stato l'equilibrio economico-finanziario, ci fosse stata la possibilità di non farla nel 2015, l'avremmo fermata. Molto probabilmente se fosse stato possibile l'avremmo fermata. Oggi nel 2025 io dico che sarebbe stato un errore micidiale perché le strade non si avranno mai l'equilibrio economico-finanziario di nessuna strada. Le autostrade che noi abbiamo delle autostrade che sicuramente producono utili, ma perché sono state costruite 70 anni fa, i primi anni dove sono state costruite erano in perdita, quindi è tutto il sistema autostradale che poi si deve regolare, però serve una politica di visione d'insieme, perché la Pedemontana di fatto da Montecchio verso Venezia costituisce la quarta e la quinta corsia della 4 e la 4 è satura, è pericolosa. Chi da ovest va ad est e usa la Pedemontana me lo dice in continuazione, è tutto un altro viaggiare. Sa quanta gente del Veronese mi dice ci avete cambiato la vita, che magari per motivi di lavoro devono andare nel Bassanese, a Belluno, ma piuttosto che a Montebelluna o anche nel Bellunese. Loro dicono sempre ci avete cambiato la vita. Costa perché siamo ancora ai primi anni, però non possiamo dire che è un'infrastruttura che non serviva e doveva essere fatta. Costa 40 milioni di euro all'anno di canone di disponibilità. Se l'avessi fatta io direttamente, senza pedaggio, gratuitamente, molto probabilmente non l'avrei mai fatta, perché cari i miei 40 milioni costerebbe molto molto di più. Ma poi devo dire, chi per esempio come noi che viaggiamo tra Treviso e Bassano del Grappa, una volta arrivare a Bassano da Treviso ci si metteva 1 ora e mezza, adesso 20 minuti con la Pedemontana, per cui di questo evidentemente molti non tengono conto. Il traffico sta aumentando progressivamente? Il traffico aumenta, tenete presente che siamo di fatto al primo anno, perché a maggio abbiamo festeggiato un anno completo di apertura. Sicuramente non sono i flussi di traffico che erano stati ipotizzati, che poi i 33.000 TGM che poi sono stati modificati dal contratto del 2017. Già nel 2017 stiamo parlando di tutto, c'era un altro mondo nel 2017, quindi insomma è passata una pandemia, delle guerre che hanno anche aumentato il costo della vita, aumento caro materiali, e quindi hanno sicuramente cambiato anche le logiche della mobilità. E nonostante questo la Pedemontana sta rispondendo, ma sta rispondendo semplicemente per un motivo, perché è un'infrastruttura che è utile. Poi se per poterla rendere usufruibile c'è bisogno che il pubblico, anche perché nei 40 milioni noi non teniamo mai in considerazione che c'è la gestione completa di 100 chilometri di strade, quindi non è che la gestione sia a parte, quindi tu hai la gestione e hai la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Cioè, parlare ancora di Pedemontana, prima di aprirla parlavamo della sua inutilità. Quando parlavano del progetto parlavano dell'impatto ambientale. Allora siamo passati da una strada a piano campagna con comitati ambientalisti che hanno voluto
l'impatto ambientale ridotto, quindi la trincea per il 70%, cosa vuol dire? Che i costi di costruzione, i costi di gestione, i costi di manutenzione sono molto più elevati. Allora, se io volevo pagare molto meno dei 40 milioni, dovevo farla a piano campagna, mi sarebbe costata meno la costruzione, mi sarebbe costata meno la manutenzione e meno la gestione. Tutto non si può avere, la sostenibilità non può essere solo la sostenibilità ambientale, dobbiamo guardare nel suo insieme. Sicuramente è un'infrastruttura che ha cambiato la vita ai territori, quello è poco ma sicuro. Vicepresidente, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo perché parliamo del Veneto, della mobilità sostenibile. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti. Assessore, poi la mobilità sostenibile, no? Le piste ciclabili, lei, tra l'altro lei ha sempre detto di amare la bicicletta, spesso va e percorre queste piste ciclabili per collaudarle. Come sta andando da questo punto di vista? Almeno sulle piste ciclabili c'è il consenso o c'è... No, allora le piste ciclabili sicuramente hanno, anche se... sono riusciti a contestarmi anche le piste ciclabili e l'impatto delle piste ciclabili, però vabbè, sorvoliamo. Diciamo che sulle piste ciclabili sicuramente c'è tanto entusiasmo e c'è tanto consenso. Io credo che il Veneto negli ultimi 10 anni abbia un po' cambiato passo sulle piste ciclabili. Insomma, io mi ricordo i primi incontri che facevo con la FIAB, prendevo tante di quelle parole da far paura, invece negli anni abbiamo costruito una bella collaborazione. Di fatto abbiamo finanziato tantissime, io ho perso il conto veramente delle piste ciclabili che abbiamo finanziato negli anni, ne abbiamo finanziate tantissime, però le progettualità, quelle belle diciamo e che possono dare un valore aggiunto anche a ciò che viene fatto dai comuni, dalle province, comunque ciò che già esiste, sono le ciclabili, le ciclovie di interesse nazionale. In Veneto, il Veneto è interessato da 5 ciclovie, complessivamente in Italia ce ne sono 10, 5 toccano il Veneto, giusto a dimostrare, adesso fatemi mettere un po' in tavola un po' di orgoglio veneto, la bellezza della nostra regione, la vocazione della nostra regione ad essere girata tranquillamente a bordo di una bicicletta, in sella ad una bicicletta. Ne abbiamo 5 che sono la Venezia-Trieste, l'Adriatica che va da Chioggia, di fatto da Venezia a Chioggia comunque fino in Puglia, la Vento che è la Venezia-Torino, la ciclovia del Garda che diciamo che è quella che mi viene più contestata, però non mi fermo perché sono convinta che la Gardesana come seconda strada a livello nazionale più pericolosa per i pedoni e per i ciclisti abbia bisogno di risposte e la politica non può spaventarsi davanti alle proteste, bisogna solo fare le cose fatte bene. E poi abbiamo la ciclovia del Sole che è il collegamento tra Verona e Vicenza. A queste 5 ciclovie di interesse nazionale aggiungiamo la Treviso-Stiglia che è di fatto la battaglia degli ultimi anni, quindi da Treviso a Casaleone nel territorio veneto è completamente finanziata, nel giro di poco inaugureremo diciamo il penultimo tratto con il Presidente, poi mancherà un pezzettino che però da Cerea a Casaleone che sono pochissimi chilometri ma che verranno finiti all'inizio nel primo semestre del 2026. In questi anni, visto che c'era una grossa risposta sia dai cittadini che dai turisti, abbiamo lavorato con Trenitalia anche per l'intermodalità con la bicicletta, quindi bici sui treni turistici d'estate, il treno bus bici delle Dolomiti, abbiamo rimesso in campo dal 5 luglio il treno del mare da Verona a Chioggia e io anche lì ho dovuto ricredermi perché ero convinta che da Verona nessuno sarebbe salito sul treno, lo consideravo più un servizio che sarebbe stato ben visto dalla pianura veronese a sud di Verona e invece tanti veronesi veramente l'hanno raccolto con entusiasmo e ci sta dando delle soddisfazioni.
c'è il treno bici da Verona a Venezia, mi stanno chiedendo altri treni bici, perché anche stamattina a San Donà chiedevano servizi estivi per la sostenibilità. Quindi insomma stiamo andando in quella direzione, in maniera consapevole. Il Veneto è bello, è vero che io finanzio le ciclabili, è anche vero che poi me le vado a percorrere anche per vedere che cosa ho finanziato di persona, ma soprattutto per vedere come i sindaci le tengono, perché il tema delle manutenzioni è un tema delicato. Senta Presidente, abbiamo ancora un paio di minuti. Dovesse diciamo, restare all'interno diciamo, delle istituzioni della Regione, perché adesso con le regionali insomma, si prevedono cataclismi, cambiamenti, cose che non è certo, potrebbe anche non cambiare nulla. Qual è il versante su cui lei ritiene che si debba continuare ad insistere? Cioè, dovesse continuare ad occuparsi di trasporti, di infrastrutture, qual è il problema che si sentirebbe di dover comunque risolvere subito? Allora, risolvere subito sicuramente la questione del trasporto pubblico locale in Veneto, dove il trasporto regionale su ferro è in capo alla Regione e il trasporto su gomma è in capo alle province o enti di governo. Adesso abbiamo approvato un mese fa la legge che prevede la costituzione delle agenzie dove farà parte anche la Regione, quindi torniamo ad avere una regia unica, una regia regionale su quello che è il trasporto, quindi gomma e ferro che non sono più concorrenti ma che devono operare insieme per rendere più efficiente ed efficace il servizio per i cittadini e anche per ampliarlo. Sicuramente quella secondo me sui trasporti è la sfida del futuro e ci vuole visione, però ovviamente è una cosa che la legge la lascio alla prossima giunta da attuare ed è una bellissima sfida. Poi tenete presente che quando verrà realizzata l'alta velocità cambierà praticamente il mondo, perché liberare la linea storica e poter potenziare i servizi tra Verona e Venezia con il tunnel di Base del Brennero e l'alta velocità in ingresso a Verona vuol dire cambiare volto dal punto di vista dei trasporti al Veneto. Questi non sono ovviamente cantieri che dipendono da noi, ma dipendono dal gruppo Ferrovie, però bisogna, al di là dell'investimento infrastrutturale, bisogna avere la capacità di capire poi queste infrastrutture, come metterle a frutto e renderle il più efficaci possibile nel dare servizi ai cittadini. Secondo me, io dico sempre che in Veneto non abbiamo bisogno di tante strade ancora, abbiamo bisogno di qualcosa che comunque è in itinere, però dobbiamo lavorare per ragionare con una visione integrata tra la mobilità delle strade, diciamo le autostrade e i treni e il trasporto pubblico locale su gomma, per poter dare una copertura complessiva al territorio e regalare ai cittadini una mobilità che sia il più accessibile possibile in tutte le sue forme. Vicepresidente, grazie molto per essere stata con noi, a presto, buon lavoro. Stasera Focus, gli ospiti Luciano Sandonà, Enzo Siviero, Ivan Palasgo, Emanuele Munari, Gianluca Colusso, Anna Maria Bigon e Laura Puppato. È tutto per questa edizione, grazie, buona giornata, arrivederci. Grazie.